Ci troviamo in via Cavaleri Magazzeni, una delle vie molto trafficate nella zona Cannatello, in un tratto di strada definito dagli abitanti della zona molto pericoloso, perché specialmente nei fine settimana sono accaduti degli incidenti stradali piuttosto pericolosi, tant'è che numerosi muretti prospicienti la carreggiata sono stati danneggiati. Signora, un ultimo caso è quello che ha interessato il muretto di recinzione della sua casa. Sì, è stato nella notte tra il 5 e il 6 settembre, alle 3 di notte, era una ragazza che procedeva chiaramente a velocità ed è andata a sbattere contro il nostro muretto, abbattendo tutto il muretto e danneggiando pure la cisterna d'acqua. Quindi voi che cosa state chiedendo al comune di Agrigento e alla polizia locale? Noi è da tempo che chiediamo, perché non è il primo incidente, ma nei vari anni se ne sono susseguiti diversi, di prendere un provvedimento, perché secondo noi c'è una curva all'incrocio con Via dei Fiumi molto pericolosa, che abbordano a velocità, poi chiaramente perdono il controllo dell'auto e si schiantano contro i nostri muretti. Un problema che riguarda non solo le ore notturne ma anche le ore diurne. Lei invece abita dall'altro lato della strada. E noi chiediamo che siano messe delle bande rumorose in modo che le macchine già si rallentano, e il rinnovo e il ripristino delle segnaletiche che non esistono più. Per cui chiediamo queste cose, perché durante la notte è ancora peggiore la situazione. Siamo privi di uscire dai cancelli, perché le macchine, tempo che tu ti giri, arrivano in velocità, e questa è la situazione. Io abito proprio di fronte alla macelleria e siccome ho un bambino che è piccolo, esce sempre con la bici, sempre che la chiesa è vicino, che vuole andare in chiesa il bambino, ho paura perché le macchine corrono, una cosa incredibile, e spesso come di notte succedono incidenti con ragazzi, pure mi hanno buttato pure il muro per terra, quasi ubriachi sicuramente, perché pure uno è caduto per terra dal mio cancello. Quindi non riesco a non mettere un semaforo, qualche cambiamento, perché vedo persone correre che non capiscono niente, corrono e corrono, proprio una cosa incredibile. Vedo persone pure che io metto la freccia prima della curva, perché abitando qua, e loro mi superano con tutta la freccia, non hanno non riesco a capire perché corrono con cellulare in mano.